Un pranzo di Natale anticipato di 10 giorni, quello di oggi alla comunità di Sant'Egidio a Padova. A servire i poveri e a stare a tavola con loro sono stati gli studenti dell'Istituto Barbarigo. Io ho 78 anni, sono andato in comune da tutte le parti per avere una camera da dormire, c'è un po' di pensione, potevo pagarla. Tutti mi hanno detto guarderemo, ma non ha fatto niente nessuno. Quanti altri Gilberto Sartori avranno conosciuto i ragazzi a mensa con i poveri? Li hanno serviti a tavola, hanno mangiato con loro, hanno parlato con loro, li hanno visti in faccia, vecchi o poco più che coetanei, stranieri, italiani. Insieme alla comunità di Sant'Egidio, il gruppo giovani dell'Istituto Paritario Barbarigo di Padova ha scelto di sporcarsi le mani. Una settantina di studenti, alcuni genitori, insegnanti. Una agguerrita pattuglia di volontari della parrocchia del Sacro Cuore ha preparato il pranzo di Natale. Una pasticceria della città ha regalato il dolce. Esperienza di servizio e di condivisione, di quelle che ti possono cambiare. Noi potremmo aiutarli a sentirsi meno soli, più circondati da persone buone, disponibili ad apprezzarli, ad aiutarli e non a ghettizzarli nella loro condizione. Abbiamo aiutato i ragazzi a organizzare il pranzo con quelle piccole accortezze che rendono di un pranzo di solidarietà un pranzo di amicizia. È da un mese che li prepariamo materialmente e spiritualmente, insieme alla comunità di Sant'Egidio, perché pensiamo che la solidarietà non possa essere improvvisata, ma debba essere preparata con calma e con cura. Sono sicura che la cosa non morirà qui e sicuramente verrà portata avanti.